Definisciti, che tipo di ligure sei? Ligure moderato. Cioè, quelli che vengono da fuori, soprattutto i milanesi, non mi sono molto simpatici. Però quelli del Basso Piemonte abbastanza. Gavi, simpatici. Io sono un estremista ligure. Vuol dire che orgogliosamente non sopporto tutti quelli che vengono da fuori, soprattutto i milanesi, ma anche quelli del Basso Piemonte, niente. Ma soprattutto, fra noi liguri, ci stiamo sul cazzo. I milanesi però vi portano i soldi. È vero, ci portano i soldi. Però una volta portati i soldi, girate la macchina e ve ne tornate a casa. I soldi non danno la felicità. I porcini danno la felicità. Se i milanesi si presentassero con una bella cavagna di ovuli ogni volta che vengono, vedi che l'accoglienza sarebbe diversa. Se anziché posteggiare questi SUV enormi sul marciapiede venissero giù con una Pecar con pieni di combette nel cassonetto, cambia la situazione. La pandemia ha cambiato il rapporto coi milanesi? Ci siamo resi conto che in fondo dei milanesi abbiamo bisogno. Se no non sappiamo con chi prendercela, con chi mandare a fanculo, e rischiamo che poi ci sfanculiamo fra di noi. Devo essere sincero che ci sono stati dei gesti che non mi aspettavo nemmeno io. Un paio di settimane fa è arrivato un gruppo di Codogno, sono venuti in Riviera per passare dei giorni lì e noi abbiamo fatto appunto un gesto nobile che non mi sarei mai aspettato da noi stessi. Mio cugino Mario ha preso una colomba bianca che lui li alleva, c'è la piccionaia eccetera. Ha preso questa colomba bianca che avrà avuto 1,5 metri di apertura alare, un animale mastodontico. Gli abbiamo messo un ramoscello di basilico nel becco e appena sono arrivati questi qui di Codogno l'abbiamo lasciata andare nel cielo e pum! L'abbiamo sparata subito, ci siamo fatti una mangiata con quella colomba, con quelli di Codogno che erano lì che sbavavano, hanno capito che non mangiavo soltanto il pesto noi, Se dovessimo scrivere solo una parola sopra la vostra nuca. Milano, Soca. Hasta la Liguria! Hasta il pesto, sempre!